Sulla finanziaria cosa c'è da dire? Ci sono ristori, insomma, i tagli lacrime e sangue, ma arriverà qualcosa di buono per noi? Intanto c'è un accordo con lo Stato che è sottoscritto nel gennaio del 2021 che ci impone una serie di restrizioni. Intanto la spesa deve diminuire del 3% nelle società che sono, diciamo, di ausilio all'attività della Regione e anche alla stessa Regione Siciliana. Già questo è diciamo, una cornice attorno alla quale ci muoviamo. Abbiamo previsto con i fondi PUC una serie di ristori, circa 52 milioni per imprese che ancora non lo hanno ricevuto, e poi ci sono anche ulteriori misure importanti che sono proprio indirizzate al rispetto dell'accordo con lo Stato, ma soprattutto sono indirizzate a dare quel minimo di sviluppo che in queste condizioni pur difficili può essere dato. Io sono fiducioso che nel giro di una settimana questa finanziaria possa essere approvata e così ripigliare ecco, la gestione del sistema finanziario della Regione Siciliana. In atto, come i cittadini sanno, siamo in una situazione di gestione provvisoria. L'approvazione del bilancio e la relativa pubblicazione ci consentirà anche di sbloccare l'ordinaria amministrazione della Regione. Parliamo della finanziaria, ecco, a che punto siamo? Perché quest'anno ci sono stati parecchi tagli, ma nonostante insomma si andrà avanti, perché al momento le spese straordinarie sono ancora bloccate. Sì, noi come Diventerà Bellissima abbiamo presentato diversi emendamenti migliorativi, sempre di carattere regionale e generale. Noi non amiamo presentare emendamenti che abbiano nomi e cognomi o che siano parcellizzati. Cerchiamo di migliorare un testo che certo con i tagli imposti all'accordo romano ha creato qualche difficoltà. Abbiamo proposto anche diversi ristori per le attività, il Presidente ci ha chiesto di preparare un ordine del giorno con tutte le varie attività che saranno ristorate con una delibera di giunta, e quindi noi abbiamo elencato in maniera attenta e analitica tutte quelle attività che secondo noi hanno bisogno di ristoro nei limiti delle possibilità che ha la Regione Siciliana. Quello che è importante è sbloccarli a Roma, e anche in questo il Presidente Musumeci ha un'interlocuzione importante con il Ministro per lo Sviluppo Economico e con il Presidente Draghi per dare un'accelerata a questi aiuti che servono, perché la ripresa parte dalla campagna vaccinale ma parte anche con un aiuto sostanzioso a quelle attività che devono permettersi di rimettersi in piedi. Le sembra eccessiva questa precauzione di chiudere anche la Sicilia a zona arancione? Insomma, al limite i nostri dati andavano bene per la zona gialla. Insomma. Ci sono alcuni fenomeni che hanno spaventato. 5 comuni sono diventati zona rossa proprio in queste ore, di cui uno grosso della nostra provincia, quale Raffadali, oltre che Cattapello. Quindi alcuni segnali ci sono, poi Palermo è preoccupante. E siccome queste nuove varianti hanno un'accelerazione di trasmissione che è impressionante, il governo nazionale ha preferito usare più prudenza, e noi non possiamo discostarci da queste scelte. Però vediamo per i prossimi 15-20 giorni dopo Pasqua, tra i vaccini, ripeto, e l'abbassamento delle reti nazionali, speriamo in una nuova fase che ormai sarà l'ultimo sacrificio, ci vuole un po' di pazienza. Dopo qua correremo in assemblea perché lavoreremo alla legge di stabilità già da oggi pomeriggio, alla finanziaria.